Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Difterite, i genitori della bimba morta a Palermo denunciano i medici degli ospedali che l'hanno avuta in cura. A Messina i carabinieri del RIS sono a Pistunina per dare un nome ai brandelli di corpi trovati sotto le macerie della palazzina crollata. C'erano anche dei lavoratori in nero ad eseguire opere di ristrutturazione mai dichiarate. Furto delle opere di Antonello da Messina, indagato un custode del museo e accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero. Gli investigatori ipotizzano la presenza di un basista. Si infittisce il giallo della giovane trovata impiccata in casa a Riposto. Il rogo è partito dall'ingresso. L'ipotesi è che la scena sia stata ricostruita per simulare un suicidio. Caldo, bollino rosso a Palermo, stop totale all'utilizzo delle carrozze turistiche trainate da cavalli. Aleandro Baldi a Favara, un concerto per celebrare 40 anni di musica e successi. Calcio, a Catania il campo chiede rinforzi, ma i conti impongono prudenza. Il club tratta Torrasi. Calciomercato a Palermo è fatta per Perin. L'ufficialità del trasferimento in rosanero del portiere è attesa a breve. In uscita Brunori potrebbe andare al Modena. Bentrovati, in primo piano ancora il caso della bimba morta per difterite a Palermo. I genitori adesso denunciano i medici e gli ospedali che l'hanno avuta in cura. Il papà e la mamma di Anna Rosa puntano il dito contro i sanitari del Cervello, del Civico e dell'ospedale dei bambini. Preoccupazione in città per i casi di difterite che però sono tuttora circoscritti a 2 ed è corsa al richiamo vaccinale. Marco Gullà. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, hanno presentato una denuncia a querela alla procura palermitana. L'atto riguarda i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'ospedale dei bambini. I genitori della bambina risultano a loro volta indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo. La denuncia punta dunque a fare luce sull'assistenza ricevuta dalla bambina nei giorni precedenti alla sua morte e sulle eventuali responsabilità da accertare. Saranno ora gli accertamenti della magistratura a stabilire cosa sia accaduto e se nel percorso sanitario della piccola ci siano state eventuali criticità. Alla piccola Anna Rosa, afferma il legale della famiglia, sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute della bambina, causando poi la morte. Intanto la Regione monitorerà l'evoluzione del sospetto cluster epidemico di difterite e predisporrà un piano di interventi straordinari per limitare l'eventuale circolazione del batterio. L'assessore alla salute Marcello Caruso dice: gli organismi preposti non ci parlano di un'emergenza epidemiologica, concetto ribadito anche dall'ASP di Palermo. Al momento non ci sono nuovi casi di contagio, oltre ai 2 già noti. Nei centri vaccinali del capoluogo è però corsa al richiamo vaccinale, prenotazioni online in alcuni centri del capoluogo disponibili solo da novembre. Abbiamo oggi la necessità di fare un richiamo di un vaccino di antitetanica. Io sono pro vaccini, ho fatto tutti quelli che erano necessari per mia figlia e per me. Cioè, i miei figli sono in regola, quindi aspettiamo il richiamo, quindi ci dispiace quello che è successo. E adesso andiamo a Messina. Al lavoro da oggi i carabinieri dei RIS per dare un nome ai brandelli di corpi trovati sotto le macerie della palazzina di Pistunina, crollata il 30 luglio scorso. 4 le vittime, 2 i dispersi e si apprende che i lavori di ristrutturazione non erano stati segnalati e c'erano anche dei lavoratori in nero. Lorena Dolci. A distanza di quasi un mese dal crollo della palazzina di Pistunina a Messina ci sono ancora 2 corpi senza nome e tanti, troppi dubbi. Brandelli di corpi e tracce biologiche tratti da quelle macerie fumanti da oggi sono sotto la lente dei carabinieri del RIS di Messina, chiamati a dare loro un'identità. Gli esami dovranno chiarire se i frammenti appartengano a Santino Magazzù o al badante Lairu, i 2 dispersi, oppure a una delle 4 vittime già recuperate, la commessa Alessandra Frazzica e fratelli Carmelo,
Carlo Rosa e Sara Leone. Oppure, dubbio persino più atroce, ma che nessuno può ancora escludere, che quei resti appartengano a corpi sconosciuti, magari lavoratori in nero mai dichiarati, seppelliti sotto il cumulo dei detriti. Nell'inchiesta della Procura di Messina, che vede 3 indagati, gli imprenditori Alessandro Panarello, Pasquale Dalì e Pietro Leone, ci sono alcuni punti fermi. La mancanza della dichiarazione di inizio lavori per la ristrutturazione della palazzina, che al piano terra avrebbe ospitato una macelleria, ed ormai certo che alcuni dei pilastri portanti dell'intera struttura, almeno 2, erano stati alterati, se non tagliati di netto. Per accertare le cause e la dinamica del cedimento del 30 luglio scorso, giovedì farà il primo sopralluogo il pool di consulenti tecnici nominati dalla Procura, sotto esame anche i materiali recuperati tra le macerie. Un crollo annunciato da Scricchiolii, come denunciato dai proprietari cinesi del bazar del primo piano, allarmi rimasti inascoltati. Il furto delle opere di Antonello da Messina, un custode del museo, è adesso indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Gli investigatori stanno anche indagando su un possibile aiuto ai ladri dall'interno. Ilaria Mangano. Un custode del museo a Cascina è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di false dichiarazioni al pubblico ministero. La svolta nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina è arrivata durante gli interrogatori dei dipendenti. Il custode, insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio la sera del furto, era stato convocato in procura per essere ascoltato come testimone. Durante l'audizione, però, sarebbero emerse diverse contraddizioni rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti. A quel punto la sua posizione è cambiata ed è stato indagato. Gli investigatori puntano l'attenzione sulla sua ricostruzione, soprattutto per quanto riguarda la successione degli eventi di quella sera. Non è esclusa, al momento, nemmeno la possibilità che qualcuno possa aver fornito informazioni utili ai ladri. Al momento però non ci sono riscontri. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 autori del furto si sarebbero mossi all'interno del museo con grande sicurezza. Un elemento che potrebbe essere importante per ricostruire la dinamica del colpo e capire se e come un eventuale basista abbia potuto agevolare la loro azione. Da chiarire è anche la vicenda dell'allarme. Un altro custode durante l'audizione ha ammesso di aver sentito l'allarme e di averlo spento, pensando a un falso contatto. Responsabilità, dinamica del furto e cattura dei ladri d'arte restano le priorità degli investigatori. A riposto adesso, dove si infittisce il giallo della giovane trovata impiccata in casa dopo l'incendio della propria abitazione. Il rogo è partito dall'ingresso, lontano dunque dalla stanza dove si trovava Noemi e dove è stato trovato il suo corpo. Il sospetto degli investigatori è che la scena sia stata ricostruita per simulare un suicidio. Desiree Ferlito. È l'incendio adesso a poter cambiare completamente la lettura della morte di Noemi Pellizzeri, perché le fiamme sarebbero partite dall'area dell'ingresso, lontano dalla camera da letto dove la giovane è stata trovata impiccata nella sua casa a riposto. E gli esperti stanno cercando eventuali tracce di inneschi o sostanze infiammabili, un accertamento che diventa decisivo, perché se venisse confermata l'origine dolosa del rogo, la domanda sarebbe inevitabile: chi ha appiccato quelle fiamme e perché? Se fosse stata Noemi bisognerebbe ricostruire una sequenza complessa. La giovane avrebbe appiccato l'incendio all'ingresso della propria abitazione per poi raggiungere la camera da letto e togliersi la vita. E soprattutto con quale finalità incendiare la casa prima di morire. Oppure quelle fiamme avevano un altro scopo: distruggere qualcosa, cancellare eventuali tracce o rendere più difficile ricostruire ciò che era accaduto dentro quell'appartamento. E poi c'è un'altra indiscrezione: i piedi della giovane avrebbero sfiorato il pavimento. Risposte che dovranno arrivare dagli accertamenti medico-legali insieme a un altro dato fondamentale: stabilire se Noemi abbia respirato il fumo dell'incendio e dunque se fosse ancora in vita quando sono divampate le fiamme. Un elemento che potrebbe permettere di stabilire anche la successione temporale degli eventi. L'uomo che frequentava Noemi avrebbe raccontato agli investigatori che la giovane gli aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi, ma dall'altra parte c'è una famiglia che al suicidio non crede e ci sono amici e persone vicine a Noemi che raccontano una donna solare, piena di progetti, senza apparenti segnali che lasciassero presagire a una decisione così estrema. La verità verrà a galla, scrive un'amica di Noemi su Facebook. A Gela chiuse le indagini sulla morte di una donna di origine romena uccisa in casa un anno fa, accusato di femminicidio, un connazionale già in carcere, autore dell'ennesima mortale aggressione ai danni della vittima.
Notte di paura nel carcere minorile Malaspina di Palermo. 4 detenuti aggrediscono 2 agenti di polizia penitenziaria e poi danno fuoco alle celle. 11 le persone che sono finite in ospedale, alcuni di loro sono in codice rosso. Maglio viola. 9 giovanissimi detenuti intossicati, 2 agenti della penitenziaria feriti dopo aver subito l'aggressione dei detenuti, 4 di questi detenuti indagati e trasferiti in altri penitenziari minorili. È il bilancio dei disordini notturni nel centro di rieducazione minorile del Malaspina di Palermo. 4 detenuti del carcere per minorenni, sempre gli stessi, avrebbero dato vita ai disordini culminati in uno scontro con gli agenti di custodia. Non avendo ottenuto quello che volevano, avrebbero appiccato le fiamme a materassi e suppellettili e proseguito l'aggressione ai danni degli agenti che tentavano di circoscrivere le fiamme. Sono state ore di tensione, agenti fuori servizio richiamati al Malaspina e tutto il personale disponibile impegnato a spegnere l'incendio che nella notte è stato circoscritto e questa mattina domato del tutto. 11 persone sono state trasferite in 3 diversi ospedali, Civico, Villa Sofia e Policlinico. 2 sono gli agenti aggrediti e il personale di servizio che doveva smontare alle 15 ha dovuto fare un turno praticamente di 24 ore. Non c'è personale per sostituire i feriti, non c'è personale per dare il cambio agli agenti quando accadono disordini, peraltro sempre più frequenti. Nelle prossime ore i 4 detenuti responsabili di questo e di altri incidenti saranno trasferiti in diverse altre strutture del nord Italia e separati l'uno dall'altro, ma i sindacati della polizia penitenziaria vanno oltre e chiedono di chiudere il Malaspina per ristrutturarlo. La situazione non è gestibile, servono lavori importanti e serve un organico adeguato, quindi la richiesta di chiusura non è una provocazione ma una esigenza. Ma il problema resta serio, non ci sono infatti strutture in grado di ospitare tutti i detenuti minorenni di Palermo. Beni per 600.000 euro sono stati confiscati dalla direzione antimafia di Caltanissetta a Giuseppe Dell'Asta, nisseno, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. 6 persone denunciate a Catania con l'accusa di truffa e riciclaggio di denaro dalla polizia di frontiera di Fontanarossa. Secondo gli investigatori, utenti di internet venivano contattati con una nota app di messaggistica e indotti a effettuare bonifici istantanei non più revocabili. Il nucleo tutela ambientale di Acireale ha raccolto immagini video che documentano gravi e disinvolti episodi di abbandono di rifiuti lungo le strade cittadine. Non si tratta di semplice inciviltà, ma di violazioni sistematiche compiute nella convinzione di restare impuniti. Negli ultimi mesi gli accertamenti effettuati al nucleo hanno consentito di individuare decine e decine di violazioni, per cui saranno notificate le relative sanzioni previste dalla normativa in materia di abbandono di rifiuti. Secondo la fattispecie concretamente accertata. Il sindaco Roberto Barbagallo ha definito le immagini desolanti, sottolineando che non si tratta solo di una questione di decoro, ma di un vero e proprio danno all'intera comunità. Ed è allarme a Mottarella di Licata per uno sversamento che ha modificato il colore dell'acqua e prodotto schiuma lungo l'Arenile. Sono scattati i controlli della Guardia Costiera, del Comune e della Protezione Civile assieme ad ARPA e AICA e sono stati eseguiti dei campionamenti per accertare l'origine dell'acqua. Davide Sardo. Acqua giallastra e schiuma sulla spiaggia di Mollarella a Licata nell'Agrigentino, un'anomalia che ha fatto scattare i controlli e acceso l'attenzione delle autorità. Lo sversamento interessa l'Arenile da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, Comune, Protezione Civile, ARPA e AICA. ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha effettuato alcuni prelievi per accertare la provenienza dell'acqua. Tra le ipotesi c'è quella di acque bianche, forse legata a una rottura della rete idrica. Intanto proseguono le verifiche. I bagnanti osservano con curiosità, ma anche con preoccupazione, la presenza della schiuma e dell'acqua giallastra. Al momento non è stata disposta alcuna interdizione della spiaggia. Si attendono ora gli esiti dei campionamenti per chiarire l'origine dello sversamento e verificare eventuali conseguenze sulla qualità dell'acqua. Sono ancora giorni molto caldi, a Palermo è bollino rosso, Palermo è entrata nella peggiore ondata di calore dell'anno e a questo punto è stato deciso lo stop totale all'utilizzo delle carrozze turistiche trainate dai cavalli. Maglio viola.
I 3 giorni più caldi di un'estate già troppo calda. Da oggi Palermo è entrata nella peggiore ondata di calore dell'anno, almeno fino alle ultime stime. Fra martedì e giovedì sono attesi picchi di 42 gradi, percepiti soprattutto nella giornata di mercoledì, e la cosa peggiore è la persistenza. Le temperature non scendono molto neanche durante la notte. Se Palermo è da bollino rosso, situazione più contenuta nel resto dell'isola. Messina rimarrà a livello 2, quindi bollino arancione, nonostante i 40 gradi percepiti, e Catania a livello 1 con 39 gradi percepiti. Non perché le temperature siano basse, ma perché non sono persistenti, soprattutto nei valori notturni, come avviene invece nel capoluogo di regione. Palermo sceglie anche lo stop totale all'utilizzo delle carrozze turistiche trainate da cavalli, divieto assoluto di circolazione nel rispetto degli animali. Il Consiglio Comunale della città ha già avviato la transizione per questi mezzi, che dovranno diventare elettrici, ma ci vorrà tempo. Per completare il quadro c'è l'allerta incendi. Le province di Palermo ed Enna sono state inserite in codice rosso proprio per rischio incendi con pericolosità, classificata come alta. Nelle restanti province siciliane la pericolosità è media, tranne Siracusa, unica provincia a pericolosità bassa. Adesso una breve pausa, tra poco. A Catania la multa per occupazione di suolo pubblico è diventato un caso che riapre il dibattito sulle regole per gli artisti di strada. La vicenda riguarda la cantante Luna Spina e accende riflettori su un vuoto normativo che rischia di trasformare l'arte di strada in un problema burocratico. Desiree Ferlito. Questi signori hanno ancora il mio documento perché mi stanno facendo un verbale che sanno già, perché li ho avvertiti, io non pagherò. Una voce, qualche strumento e pochi metri di strada. Tanto è bastato per trasformare l'esibizione di Luna Spina in un caso cittadino. L'artista catanese, che ha girato il mondo come busker e un passato anche a X Factor, è stata multata mentre si esibiva in Piazza Mazzini. La contestazione è occupazione di suolo pubblico. Lei non ci sta, racconta tutto sui social e il caso diventa rapidamente virale. Non è assolutamente vero che io mi sono rifiutata di andarmene, ciò nonostante loro hanno voluto il mio documento e si sono impuntati nel farmi un verbale, il mio primo verbale a Catania, penso il primo verbale di qualunque artista di strada a Catania. Ma dietro la multa c'è una questione più ampia. A Catania manca una disciplina specifica dedicata agli artisti di strada, regole chiare che stabiliscano dove, quando e a quali condizioni un busker possa esibirsi. Nessuna normativa, niente di niente, nessuna legge che consenta l'arte da strada in ogni sua forma a Catania, e allo stesso tempo non abbiamo nessuna legge che la vieti. Ed è proprio qui che la vicenda personale di Luna Spina diventa una domanda rivolta alla città. L'arte di strada va semplicemente tollerata, sanzionata quando entra in conflitto con le norme esistenti, oppure regolamentata? L'amministrazione comunale sta lavorando al regolamento e in assenza di questo, ha spiegato al nostro telegiornale il comandante della polizia municipale Diego Peruga, abbiamo applicato una sanzione amministrativa. Non ci sono ancora tasse da pagare, qualora le mettessero le pagherei più che volentieri. Trasformare il caso di una singola artista potrebbe colmare un vuoto e permettere alla musica di strada di sapere finalmente dove finisce l'improvvisazione e cominciano le regole. La musica italiana protagonista a Favara in Piazza Cavour, Aleandro Baldi, ha celebrato 40 anni di carriera con i suoi più grandi successi. Sentiamo Davide Sardo. Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi. 40 anni di musica, successi ed emozioni. Favara ha accolto Aleandro Baldi per una serata speciale dedicata ai suoi 40 anni di carriera. In Piazza Cavour il cantautore ha ripercorso le tappe più importanti della sua storia artistica, proponendo al pubblico i suoi grandi successi. Un viaggio iniziato nel 1986 con La nave va, arrivata seconda al Festival di Sanremo, poi le vittorie al Festival. Nel 1992 con Non amarmi, cantato con Francesca Lotta, e nel 1994 con Passerà. Una serata gratuita e aperta a tutti, inserita nei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso, che sia giusto stare insieme a tempo perso. Tra
ricordi, aneddoti e musica, Baldi ha guardato anche al futuro con Mancarsi ed Aversi, il nuovo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico. Un incontro tra passato e presente, 40 anni di musica raccontati al pubblico con emozione e semplicità. È morto a Roma, a 68 anni, l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di palcoscenico e di vita di Leo Gullotta, a cui era legato da unione civile dal 2019, dopo una lunga convivenza. Adesso una breve pausa e poi il calcio. A tra poco. Ed eccoci adesso al calcio, mercato e conti, due facce della stessa medaglia in casa Catania. Mentre il club tratta Torrasi e guarda a nuovi rinforzi, la situazione finanziaria chiama a riflessioni costanti. Marco Carli. Il Catania deve accelerare sul mercato, ma ogni movimento continua inevitabilmente a intrecciarsi con la situazione economica del club. L'ultimo nome è quello di Emanuele Torrasi, il centrocampista della Juve Stabia, la cui operazione può essere considerata vicina alla chiusura. Un profilo individuato per dare ordine e qualità a una mediana che dopo l'arrivo di Di Marco resta comunque un reparto da completare, come dimostrato chiaramente contro l'Inter Under 23. E non c'è soltanto Torrasi, resta viva anche la pista Caligara, mentre davanti il Catania ha già piazzato il colpo coda, che ha sostenuto il primo allenamento aggiungendo esperienza e gol al reparto offensivo. Ma se il campo chiede rinforzi, i conti impongono prudenza e questo è il punto emerso anche nel corso di Corner. Il budget destinato all'area sportiva, che si compone di varie voci, comprese le giovanili che dovranno fare a meno dell'Under 16, è stato ridotto con la società che, in virtù dei conti interni e delle nuove regole, deve pensare ai costi della rosa. Che il quadro finanziario sia pesante era stato già dimostrato dal caso della fideiussione. Numeri che spiegano perché, come è stato evidente per tutta l'estate, ogni operazione di mercato vada valutata sotto l'aspetto tecnico ed economico. E allora Torrasi diventa quasi il simbolo di questa fase. Il Catania vuole ancora rinforzarsi, come dimostra l'arrivo di Coda, ma deve farlo cercando di incastrare ogni acquisto dentro una serie di limiti. Dopo la vittoria sulla Juve Stabia sono giorni caldi per il mercato del Palermo. Oggi dovrebbe essere il giorno per l'ufficialità di Perin in rosa-nero. Brunori invece potrebbe essere ceduto al Modena. Marco Gullà. Il Palermo si gode il momento. Da un lato c'è la vittoria conquistata contro la Juve Stabia alla prima giornata, dall'altro c'è il mercato sempre più altisonante. È ormai questione di ore, Mattia Perin sarà il nuovo portiere rosanero. Oggi giornata di visite mediche per l'estremo difensore, poi la partenza per Palermo. Perin firmerà un contratto triennale, sarà quindi a disposizione per la partita che i siciliani giocheranno domenica prossima ad Arezzo. Il portiere si trasferirà dalla Juventus a titolo definitivo senza alcun costo di trasferimento. Il club bianconero riceverà dei bonus dal Palermo solo nel caso in cui il club di Viale del Fante verrà promosso in Serie A. Un grande colpo che permette ad Inzaghi di avere un top player per la porta. Definito l'innesto del portiere, l'attenzione della dirigenza si sposta rapidamente sulla ristrutturazione del reparto avanzato, dove si lavora per finalizzare la cessione di Matteo Brunori al Modena per 1,5 milioni di euro fissi più 500.000 euro di bonus. L'uscita dell'ex capitano rosanero permetterà di affondare il colpo per l'attaccante Christian Spendi del Cesena come alternativa a Poyampalo, anche se il club romagnolo fa muro e vorrebbe trattenere il centravanti albanese. Osti cerca anche una sistemazione al centrocampista Blen, in questo momento fuori rosa. Il nodo principale per la cessione del calciatore è l'ingaggio. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.